Abbiamo il piacere di ospitare qui nella nostra trasmissione Agrigentini, bella gente, quest'oggi Gianfranco Iannuzzo. Benvenuto. Bello il titolo della nostra trasmissione, bello davvero, perché gli agrigentini siamo davvero bella gente. Io ho due cose che tengo sempre presenti. Intanto che Pirandello ha raccontato noi agrigentini anche in un aspetto molto, come dire, alcuni difetti nostri, però rendendoci universali. Ho imparato da Pirandello che forse questo dà un po' fastidio agli altri siciliani, ma proprio per questo motivo gli agrigentini siamo un po' i meno provinciali degli altri siciliani, perché abbiamo la testa più aperta, siamo curiosi, lo siamo tutti siciliani, intendiamoci, è una, come dire, l'orgoglio mio è siciliano, poi c'è il campanile che è agrigentino, l'orgoglio però è siciliano. Sono convinto molto modestamente che le mie poche qualità mi derivano tutte dal fatto di essere siciliano, quindi i valori meravigliosi che condividiamo tutti. Per noi la famiglia è una cosa seria, la donna è una cosa serissima, ne abbiamo un grande rispetto, abbiamo il culto, la cultura della donna davvero, non le cose stupide folcloristiche, femmine che baffa o la femmina va a stare a casa, quelle sono cretinate per ridere, ma il culto della donna è davvero dei siciliani una cosa fondamentale. Il rapporto che abbiamo col mare, abbiamo la testa veramente molto, come dire, aperta. E poi mio padre, che ho perso da poco, e che quindi mi manca molto, mi ha insegnato che gli agrigentini, che noi siamo bella gente in questo senso anche, perché ci diamo sempre la zappa sui piedi, non ci va bene mai niente, ci lamentiamo di tutto. E diceva giustamente che se noi imparassimo, gli agrigentini, ad utilizzare anche il 10% delle energie che spendiamo per lamentarci, per criticare, invece queste energie le sfruttassimo per proporre qualche cosa, per fare delle cose, e per fare in modo che queste cose possano diventare degli esempi per i nostri figli, per i nostri nipoti, Agrigento sarebbe una delle città più belle del mondo, ecco. Io ho amato la mia città come si ama una donna, voltando spesso le spalle, sbattendo la porta prima di uscire, ma tornando poi sempre sui miei passi. Perché ogni volta che tu torni indietro, riannodi in un solo istante tutti i fili di una memoria che altrimenti andrebbe perduta. E tu lo sai bene che solo nella memoria si può conservare un amore. Agrigento è la mia città. Ho imparato ad amarla crescendo, ascoltando i racconti di chi c'era nato prima di me, di chi a quel tempo la chiamava con un altro nome, allora si chiamava Girgenti. Questo nome è la sua memoria, e in questa memoria sta tutto il mio amore. Per questo mi piace ancora chiamarla così, Girgenti. E così i pseudo difetti o qualità degli agrigentini tu li hai saputi cogliere perfettamente e mettere tutti io lo chiamo il promo spettacolo di Gianfranco Iannuzzo. È ormai uno spettacolo che si rinnova ogni anno pur mantenendo fede al titolo, cioè Girgenti amore mio, quasi un marchio registrato che porta in tutta Italia poi quelle che sono le caratteristiche di noi agrigentini. Sì, perché vedi, mi sembrava un po' presuntuoso quando ho scelto questo titolo, che pure ho scelto perché mi interessava parlare della mia città. Lo spettacolo parla dell'amore che ciascuno di noi, italiano in generale, ha per la propria città. Io parlo della mia, Agrigento, che è un punto in una coordinata delle cartine geografiche, ma la città che abbiamo nel cuore si chiama Girgenti, il nostro centro storico si dovrebbe chiamare Girgenti. Quando mio padre o la mia famiglia in generale, i miei nonni pensavano a questa città, quando c'erano nati loro si chiamava così, si chiamava Girgenti, e quindi paradossalmente è successo che questo mio essere così preoccupato e sentirmi un po' presuntuoso, perché cioè, come posso io pensare di parlare della mia città e fare in modo che la gente possa ritrovarci la propria? Invece per fortuna è successo così. Anche questo è un punto di grande orgoglio. Mi ha fatto molto piacere vedere che il pubblico di Milano, di Torino,
di Verona, di Trieste, abbia ritrovato la propria Trieste, la propria Bologna, la propria Milano in questo spettacolo, perché ho sempre sostenuto, insieme all'altro autore che l'ha scritto con me, che è Angelo Callipo, che pur non essendo siciliano scrive di Sicilia come e meglio di un siciliano, che la città, la tua città dove sei nato, dove hai il privilegio, dovrei dire, di essere nato, te la porti sempre dentro, ti puoi allontanare dalla tua città perché hai deciso di sposare una donna o un uomo fuori dalla tua città, perché il lavoro ti porta a lasciare la tua città, ma appunto la puoi lasciare per un attimo, ma non l'abbandoni mai, ti viene sempre dietro, ce l'hai sempre nel cuore la tua città. Quindi questo è un sentimento che tutti gli italiani abbiamo molto forte. Poi è anche vero che i meridionali in generale parliamo sempre più volentieri di radici, di appartenenza, lo facciamo come una specie di bandiera. I settentrionali hanno un rapporto apparentemente più distaccato, però non è vero neanche questo, perché poi un milanese che è costretto a lasciare Milano ce l'avrà sempre nel cuore e diventa una tragedia, un bergamasco che deve lasciare la sua Bergamo e via dicendo, quindi è vero fino a un certo punto, è un sentire comune quello degli italiani, del forte attaccamento alla propria città, senso di appartenenza. Come viene percepita la sicilianità, diciamo, nei vari posti in cui porti questo spettacolo? Guarda, sono tanti anni, per fortuna mia, che sono riuscito a capire che insomma è un luogo comune molto facile da sfatare, perché in realtà c'è stato, il problema è esistito e ci ho dedicato un altro spettacolo a questo problema, che è quello di nord e sud, e la contrapposizione che c'è sempre stata tra i meridionali siciliani, i nordici e i sudici, si diceva una volta per scherzare, però il problema è esistito e come. Però adesso direi che è un falso problema, perché chi invece ha cominciato ad apprezzare, a conoscere davvero i siciliani, non fermandosi agli stereotipi e ai pregiudizi, poi non possono che amare questo attaccamento forte che abbiamo ai nostri valori importanti, che anche quelli sono facilmente condivisibili, perché i siciliani mettiamo di fronte a tutto la lealtà dei rapporti, la curiosità dei rapporti con gli altri. Gli agrigentini in particolare, scusa se torno sempre sul fatto di Agrigento, ma la trasmissione è intitolata Ad Agrigentini bella gente, non sappiamo davvero cosa sia il razzismo. In tempi di respingimenti terribili, ormai in fase di risoluzione in qualche modo, perlomeno l'ottimismo mi dovrebbe fare sperare così, in tempi di respingimenti noi agrigentini abbiamo da sempre venerato un santo nero, San Calò, per cui davvero non sappiamo cosa sia la discriminazione soltanto sul fatto del colore della pelle o delle razze o delle religioni. Federico II in Sicilia fece in modo, e questo l'abbiamo imparato bene, questa nostra lezione meravigliosa, che potevano convivere musulmani, ebrei, c'era una comunità ebraica fortissima ad Agrigento, a Licata, c'erano le sinagoghe, voglio dire, queste culture, queste religioni, i musulmani hanno sempre potuto convivere con il rispetto reciproco straordinario l'uno dell'altro, dovrebbe essere di insegnamento ancora adesso. Quindi siccome gli agrigentini queste cose ce le abbiamo dentro, nel DNA, e insomma ricordiamocelo ogni tanto e tiriamole fuori, ecco, queste doti bellissime, meravigliose. Donna Concettina, appartenente a quella categoria di femmine siciliane per cui sott'acqua ci si fa solo per annegamento. Appena non vede più il primogenito, preoccupata, ordina al marito: Salvatore, salva il bambino! Salvatore si toglie la canottiera, rimane in canottiera, perché la bronzatura è quella, e molto generosamente si protende per andare a salvare suo figlio, ma non sa nuotare neanche lui. Quindi arriva bambini, salvate papà! Queste urlano, sfuggono alla sorella di Concettina, crocifissa, che però lei è emigrata in Belgio e si fa chiamare Croisette. Ora, anche la sua bambina si è allontanata troppo dove si ritiene che l'acqua sia troppo alta e anche lei deve richiamarne l'attenzione, ma non lo farebbe mai usando questo slang troglodita che usa ancora Sosoro e sua sorella, che parlano ancora siciliano. Lei ha a disposizione un'arma straordinaria, lei può parlare la lingua che si parla in Belgio, questo francese così colto, elegante, musicale, raffinato. Tra l'altro si sente gli occhi di tutti puntati addosso su di lei per tutti gli altri ormai è belga,
non è più siciliana. Quindi come fare a richiamare l'attenzione della bambina, per la quale peraltro è preoccupatissima, senza dichiarare le origini terrone, però lei è belga, Piccelida sta affocando. Yvette, ça suffit pour aujourd'hui. Les enfants. Yvette, sors de l'eau, s'il te plaît, mon amour. Les garçons. Yvette, chouchou, Yvette! Già si capisce che non è molto belga, no? Yvette, ne esci l'acqua che morì a buttana! Ha rinunciato. Agrigento ti è rimasta tatuata dentro nonostante tu l'abbia lasciata già da molto tempo. Ma guarda Marcella, ti racconto un episodio molto carino che sempre a proposito di Giurgentano e bella gente. Mio padre si trasferisce con tutta la famiglia da Agrigento a Roma nel 67 e Roma è un caso perché lui, insegnante di lettere, chiede 3 possibilità: Palermo, Firenze o Roma. Gli diamo Roma, andiamo tutti a Roma. Noi ragazzini, avevo 12 anni, sono il primogenito, gli altri 5 figli, cioè siamo in 5, gli altri figli quindi a scalare. Quindi pensate, il più grande ero io, avevo 12 anni. Facciamo una riunione di famiglia per stabilire che va bene, perché capiamo che voi genitori lo fate per noi, lasciamo pure Agrigento, andiamo a studiare là, però tutte le estati ci dovete promettere che noi passiamo le vacanze qua. E così fu. Quindi ci fu una riunione di famiglia, ripeto, con i connotati che ho appena finito di spiegare. Bambini, papà e mamma hanno preso insieme questa decisione importante, l'hanno presa in maniera comune, concordandola con i figli, ed erano d'accordissimo anche loro che, siccome eravamo già ben radicati, perché avevamo già gli amichetti, le compagnie, le comitive estive, quelle cose. Ed è una tradizione che perpetui anche ora adesso. Per dire che il cordone ombelicale con la città non si è mai interrotto, anzi si è alimentato di volta in volta, quindi crescendo ogni volta, ogni anno di più, ritornavamo a San Leone oppure d'inverno ad Agrigento a casa dei miei nonni, delle mie nonne, i nonni materni, paterni e materni, i nonni maschi non li ho conosciuti. Stiamo entrando proprio nel centro, nel succo della nostra trasmissione, che è proprio quella di mostrare diciamo, personaggi pubblici come te, che ti sei distinto particolarmente nell'arte, ma svelando la parte più intima. Quindi noi conosciamo il Gianfranco Iannuzzo attore, comico, direttore artistico, ma dietro le quinte chi è Gianfranco Iannuzzo? Ma sai, in effetti non ho mai fatto delle grandi divisioni, scissioni fra la mia attività professionale di uomo normale, di cittadino, sono cose che vanno abbastanza di pari passo. Ho delle passioni naturalmente, ho sempre voluto avere un hobby, un interesse al di fuori della mia professione, che pure però è la mia passione, cioè io ho deciso di occuparmi di spettacolo, di teatro, perché avevo voglia di comunicare. Anche questa credo, onestamente, può sembrare una forzatura, credo che sia una caratteristica che molti siciliani abbiamo. I siciliani vogliamo stare al centro dell'attenzione, non per vanagloria o per egocentrismo tout court. Vogliamo stare al centro dell'attenzione perché ci piace che i nostri amici stiano bene, abbiamo voglia di divertirli, di intrattenerli, siamo amiconi, siamo simpatici, simpatici non tutti, ci sono dei cretini e cecciole senza semenza. Quelli non sono bella gente. Quelli non sono bella gente però. Ma insomma, quelli dei siciliani che sono simpatici perché hanno un grande senso immediato della comunicazione, grande facilità di rapporti con gli altri, ne capiamo con l'occhio veramente, ci capiamo con lo sguardo, siamo abituati a fare la radiografia alle persone, ma perché li abbiamo sempre studiati gli altri, perché ecco, una cosa per esempio che riguarda molto da vicino, credo, il tema della vostra trasmissione, Marcella, è che Agrigentini bella gente anche in questo senso, perché gli agrigentini, come tutti gli altri siciliani, devo dire onestamente, abbiamo nei confronti dell'amicizia, della curiosità per gli altri, un rapporto molto... siamo vulnerabili, perché siccome siamo aperti, siamo immediatamente disponibili, possiamo anche andare incontro a delle delusioni fortissime, che per i siciliani le delusioni che derivano dall'amicizia sono cocenti tanto quanto quelli che riguardano l'amore, perché noi abbiamo un rapporto erotico, lo dico fra virgolette, ma è chiaro che è comprensibilissimo quello che dico, con l'amicizia.
Solo che sappiamo bene che l'amicizia è una cosa quasi irrazionale, perché l'amico poi lo prendi per quello che è, lo accetti per quello che è. Con il compagno o la compagna o la moglie o il marito cerchi sempre di modificarlo È ovvio. quindi sono sentimenti che abbiamo fortissimi e quindi questa contrapposizione che pure ho raccontato qualche volta quando ho potuto tra i settentrionali e i meridionali mi viene facile perché io ho sposato una milanese, quindi Ombretta è mia moglie è milanesissima. E quindi lei stessa mi ha fatto capire che il fatto che io con gli amici sono così immediatamente aperto, poi prendo delle delusioni cocenti a cui lei è meno facilmente... Si salvaguarda un po' di più. Sono più diffidenti all'inizio, poi se un milanese, un veneto, un piemontese decide, un emiliano, decide che tu sei amico suo e per la vita non si discute più, diciamo, cambia l'approccio. Apparentemente sono all'inizio un pochino diffidenti, ma se ti danno l'amicizia per la vita non si discute più. Questo quindi è hai detto già tu molto bene, cambia l'approccio, ma l'esigenza che abbiamo in comune tutti gli italiani è quella di averlo questa capacità, questo desiderio di comunicare agli altri qualcosa, e quindi l'amicizia diventa fondamentale. Per quanto riguarda, diciamo, la strada che hai intrapreso, pensi che effettivamente il tuo trasferimento a Roma sia stato proprio l'evento che ha fatto sì che diventassi Gianfranco Iannuzzo? Guarda, sarei un ipocrita a dire di no, però devo anche dire una cosa che sento profondamente. Noi siciliani in generale, agrigentini in particolare, abbiamo dato un po' troppa importanza a un proverbio che è cunesce arrenesce. Ora, io cerco di sfatarlo questo periodo perché l'ho sempre trovato pericoloso. Il proverbio da che cosa nasce? Come sempre dall'esperienza popolare meravigliosa, quindi sono veramente vox populi, vox dei. Cunesce arrenesci, perché le nonne lo dicevano al bambino che usciva di casa per fare delle esperienze, usciva dall'uscio di casa, cunesci arrenesci, faceva esperienze e ricco di quelle esperienze tornava a casa e aveva visto delle cose che non aveva mai imparato, delle cose. Noi l'abbiamo semplicemente dedicato al fatto che a Cunesci arrenesci dalla Sicilia, come se soltanto fuori dalla Sicilia si possa essere chissà perché migliori. È una brutta abitudine che abbiamo gli siciliani di darci la zappa sui piedi. E invece dobbiamo, soprattutto per Cunesci arrenesci, se non mi perdo di strada, Cunesci arrenesci, i nostri giovani lo stanno sfatando questo, restando o comunque sapendo che magari alcune cose specifiche è meglio andarle a fare fuori, cioè preparazioni di carattere importante le università di eccellenza cosiddette, quindi vanno a studiare, che ne so, al Politecnico di Milano chi vuole fare l'ingegnere, oppure vanno a studiare medicina, fanno un master anche a Boston o a chi può permetterselo, chi ha famiglie alle spalle che possono permettere queste cose meravigliose, vanno a fare dei master negli Stati Uniti, ma poi vogliono tornare qua però. Vogliono tornare qua a fare i medici in Sicilia, vogliono tornare a fare gli ingegneri qui da noi, costruire strade, ponti nella loro Sicilia. Quindi questo Cunesci arrenesci per fortuna si sta... C'è una controtendenza. Sempre, come dire, per merito dei giovani, delle nuove generazioni, di cui io sono un grande ammiratore ed estimatore, perché vedo nei ragazzi una voglia tremenda, che è naturale che sia così, di affermarsi, di comunicare, di fare delle cose, e li vedo combattere con dei mulini a vento certe volte, perché poi c'è la burocrazia, ci sono lungaggini di tutti i tipi, ostacoli di tutti i tipi, quando invece cervelli meravigliosi come quelli italiani in generale andrebbero protetti, veramente protetti. Tu sei un personaggio pubblico, in quanto tale hai anche, diciamo, la responsabilità di lanciare un messaggio, no? Cosa consiglieresti, anche per concludere un attimo, ai giovani che vorrebbero intraprendere la tua stessa strada? Ma guarda, io sono sempre stato sensibile a questo argomento perché siccome sono stato giovane anch'io, anche ormai purtroppo non pare che hai i capelli completamente bianchi, ma sono stato giovane in una scuola di recitazione nobilissima, meravigliosa, che era la scuola, quindi in questo senso sono un privilegiato, la scuola di recitazione di Gigi Proietti a Roma dal 79 all'82. Quelli furono i 3 anni miei formativi fondamentali in cui c'era un maestro riconoscibile come tale, con la patente del grande attore,
che aveva un atteggiamento anche pionieristico, ti insegnava davvero le cose, te le faceva vedere, te le dimostrava quando non... E ci stimolava però a... Non ce l'ha mai detto fuori dai denti, eravamo 25 ragazzotti, tutti di bella speranza, molto ambiziosi, non ce l'ha mai detto fuori dai denti, ma è come se ci dicesse sempre, in continuazione, non vi prendete troppo sul serio, perché c'erano, già avevamo l'atteggiamento, facevamo gli attori, non vi prendete troppo sul serio, ma questo è un lavoro serissimo. Con questo intendo dire che quello che ci ha insegnato Proietti è che questo lavoro poi è una disciplina ferrea, meravigliosa, lui ride, scherza su tutto e su tutti, ed è giusto che sia così, ma quando si lavora è tedesco. Bisogna studiare, insomma. Studiare, poi i ragazzi è inutile che sognino strade facili, scorciatoie cretine, perché purtroppo i nodi vengono al pettine immediatamente in questo lavoro. È un lavoro feroce, bellissimo, meraviglioso, nobilissimo, hai il potere di comunicare agli altri quello che hai dentro, quindi se studi per fare questo è meraviglioso quello che riesci a fare con il rapporto col pubblico, però è anche vero che ciascuno di noi, quando è ragazzo, sa se ha del talento o meno. Di fronte allo specchio non mentiamo mai. Quando tu vuoi fare un vapparuso, vuoi fare, allora ostenti delle sicurezze, delle capacità che non hai, ma di fronte allo specchio, quindi davanti a te stesso, tu lo sai se hai il talento per fare qualche cosa, se hai del talento da coltivare, quindi se vale la pena davvero di imparare a parlare in un modo piuttosto che in un altro, quindi la dizione, la recitazione, l'uso delle mani, noi gesticoliamo anche troppo, tutte le discipline che riguardano lo spettacolo, la danza, il corpo, il mimo, sono tutte discipline ferree però, che vanno fatte seriamente. Che richiedono comunque studio. Se sai di avere del talento e di poterle frequentare queste discipline con una voglia e una tenacia e una serietà straordinaria come quella che ci vuole quando uno si deve preparare per fare la laurea in medicina o la laurea in ingegneria o in elettrotecnica o in elettronica, allora se l'atteggiamento è quello arriverai sicuramente da qualche parte e si arriva a vette straordinarie. Io non mi sento arrivato da nessuna parte e gli attori avremmo sempre il dovere di non sentirci arrivati, ma questo riguarda anche tutti i medici, tutte le professioni. Appena uno si sente arrivato è arrivato alla fine, perché è arrivato da nessuna parte. Si deve sempre avere lo stimolo per migliorarsi, per crescere, bisogna essere curiosi. Ecco, se un ragazzo ha questa visione del proprio futuro, allora magari ce ne fossero, perché abbiamo una voglia matta, è un desiderio, bisogno di comunicatori, di attori, di attrici. Se invece lo fanno perché pensano di diventare famosi, popolari e ricchi, abbiamo sbagliato strada completamente. Custodia a Rinesci. Bravo. Diciamo che cambiamo... Custodia a Rinesci è molto meglio del conosce a Rinesci. Io ti ringrazio enormemente per Grazie a te Marcella e complimenti per questa bellissima idea di questa trasmissione. Al di là dell'orgoglio campanilistico, Agrigentini è bella gente sempre. E allora io ti auguro non solo di continuare la tua carriera per come stai continuando, ma anche a portare veramente alta la bandiera di noi agrigentini e siciliani, così come hai fatto fino ad ora. Grazie. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Agrigentini, bella gente. Grazie davvero.